Ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. Faceva la spesa come un cittadino qualunque Matteo Messina Denaro e col carrello girava in uno dei supermercati di Campobello di Mazara scegliendo alimenti e detersivi. I carabinieri del ROS hanno acquisito le immagini di videosorveglianza del negozio, un ulteriore riscontro che il capomafia arrestato lunedì vivesse nel covo di Vicolo San Vito. Nell'appartamento infatti è stato trovato il giorno dopo il blitz un sacchetto del supermercato e sempre nel covo sarebbe spuntato uno scontrino del negozio di qualche giorno precedente all'arresto. Restiamo sull'arresto del boss mafioso perché si allunga la lista dei sospettati in merito alla sua latitanza. Sono stati infatti iscritti nel registro degli indagati i due figli di Giovanni Luppino, l'autista che lunedì ha accompagnato Messina Denaro alla clinica La Maddalena di Palermo. Si tratta di Vincenzo e Antonio Luppino, indagati per favoreggiamento. I carabinieri hanno perquisito le abitazioni dei due fratelli in cui al momento non è stato trovato nulla di rilevante. Nuova colata lavica sullo Stromboli che dopo un periodo di quiete torna a farsi sentire. È in corso infatti un trabocco lavico dal cratere nord, il cui flusso resta nella parte alta della sciara del fuoco. Il materiale lavico è arrivato fino al mare provocando una densa colonna di fumo nero alta diverse centinaia di metri e avvistata anche da Lipari, Panarea e Ginostra. È stato registrato, in base a quanto riporta l'INGV di Catania, un segnale sismico dalla durata di 6 minuti circa. Non è comunque scattato il sistema di allerta per tsunami. In chiusura il meteo, prosegue il maltempo in Sicilia. Domani si abbatteranno sull'isola rovesci e temporali. La Protezione Civile regionale ha infatti diramato un'allerta meteo gialla valida per tutta la regione. Nella mattinata il cielo sarà prevalentemente coperto, le precipitazioni si abbatteranno già dalle prime ore della giornata. Nell'Agrigentino la situazione si preannuncia essere più critica a causa dei probabili temporali, ma anche nel resto della Sicilia i rovesci saranno abbondanti. Nel pomeriggio i temporali coinvolgeranno con maggiore intensità, oltre la zona occidentale dell'isola, anche il messinese. Le temperature invece saranno in linea con i giorni precedenti. Ed è tutto per questa edizione. Dalla redazione di New Sicilia l'augurio di una buona serata.